ci tenere quelli. Buonasera a tutti, bentrovati a San Sperate alla 7ª edizione di Un Cambias, Fiori, Frutta e Città, storie per guardarci dentro. Questa è una sera particolare perché Un Cambias apre una linea ideale con l'Europa, con una parte d'Europa che si tratta del Belgio, che al di là dei rapporti familiari per noi sardi, italiani in generale, ha un significato storico e sociale molto, molto importante, perché ha accolto nel Novecento, nel secolo scorso, un numero incredibile di immigrati che hanno lasciato l'Italia cercando fortuna in quelle terre. Sorpresa graditissima è un amico dell'onorevole Franco Seminara, ho confuso c'è stato un lapsus con un glottologo, abbiate pazienza, capita che è stato senatore nella precedente legislatura in Belgio, adesso invece è eletto nella Camera dei Deputati. E io vorrei chiedere proprio a Franco, con quella cortesia, quella gentilezza che ha caratterizzato anche un pomeriggio in Belgio, di essere lui per primo ovviamente a presentarci Maria stasera, direttamente dal Belgio, e di darci così le sue impressioni su Maria, molto brevemente, dopodiché poi dialogheremo un po' con Maria e torneremo anche con Franco a parlare di Belgio, di italiani. Nel 2007, in giugno scorso, il direttore generale mi ha detto: guarda signor senatore, bisogna che va a vedere una certa Maria Landis. È italiana? Ho detto Landis? No, quella è sarda, di più che italiana. E dunque mi sono trovato alla casa del parlamentare e sono andato a vedere Maria e subito, avendo questo amore della Sardegna, perché da 30 anni che vengo in Sardegna, che i suoi genitori sono a Tinura, vicino a Bosa, ho subito visto che Maria faceva parte della mia famiglia. Questa famiglia che siamo tutti membri della famiglia umana, no? E in più con questa sensibilità che la Sardegna, che mi ha dato molto, perché stando di origine Sicilia è vero che siamo un po' più chiacchieroni, siamo un po' più aperti, per conquistare la Sardegna bisogna avere dei belli valori, e quando ti ho visto ho sentito subito le stesse cose che 30 anni fa quando sono arrivato qua in Sardegna. C'è quasi una cosa innata che ti ha portato alle cose della cucina. Come si è formata questa professionalità? Beh, tutti la chiamano professionale di tutto. In Belgio è un paese dove trovi tutti i tipi di cucina e io ho portato con la sarda. Scusa. Beh, per loro sì, perché soprattutto per i politici che devono mangiare in un certo dato di tempo, hanno un'ora e a volte anche meno, quindi chiedevano sempre, come si dice, dei traiteur, un ristoratore che prepara delle cose, poi vanno lì, scaldano e te lo mangiano. Quindi immaginatevi un po' una pasta asciutta scaldata, e Guy ne ha mangiato parecchie, poveraccio. Poi quando veniva al ristorante da me, e lui conosce la cucina italiana benissimo, forse anche più di me, perché va spesso chiaramente a mangiare anche nei buoni ristoranti e trattorie, niente, è diventato il mio modo di cucinare così come mangiamo noi, a casa, a tavola, è diventato un concetto, cioè quasi un'istituzione, dicevano i collaboratori. Oramai Maria è diventata un'istituzione, e questo andava avanti per battute, però una battuta dietro l'altra, i giornalisti si interessavano: ma cosa c'ha di particolare questa Maria? Perché deve essere una grande, si immaginavano queste grandi cose sofisticate, dico no, ma... Quindi mi hanno chiesto di fare un libro, perché me l'hanno proposto, cioè non è, io ho sempre avuto voglia di scrivere un libro di ricette con la mia amica Loredana, e sognavamo questa cosa. E poi finalmente sono venuti lì, dice: vogliamo fare un libro con te, con me, dico, perché io non sono una grande, cioè ci sono molti cuochi che valgono molto più di me di parlare, non sono una professionista, niente, no, proprio per... Questo fatto, però è una cosa emblematica di come anche l'energia, la grinta di
di Maria nell'affrontare anche le situazioni, il suo carattere, diciamo, forte da questo punto di vista, e ha una situazione che ha reso. Allora, io quello che risento è che sono per l'addizione delle differenze quando sono fatte in un senso armonioso. Bisogna essere differenze, Queste cose, magari cioè, interpretando il loro pensiero, il pensiero nostro dell'agente di Concambias, possiamo anche nominarlo membro dell'agente di Concambias ad onore, ma ambasciatore di Concambias in Europa. Grazie. Grazie. Porterà un pezzettino di Concambias al Parlamento belga. Concambia vuol dire cambia. Vuol dire scambio. Voilà. Scambio. Dunque, Il giorno che lui era in Belgio, Bush. Bush in Belgio o in qualsiasi altro posto al mondo, immagino, voi non potete immaginare che cosa sia. Cioè, lì capì quel giorno veramente, dico, cavolo c'è a Bruxelles? Come che una Maria come si dice? Tutta la battaglia navale, aerea, era lì, concentrato, dico, sta scoppiando la guerra o quasi? Comunque, vabbè, mi chiamano che dovevo immediatamente venire da Ghent, io abito a 50 km da Bruxelles, quindi mi devo fare l'autostrada, se ho fortuna che non c'è la fila, ci arrivo in 3/4 d'ora, ma se c'è la fila, di solito tutti i giorni 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi mi sono sbrigata, mi hanno chiamato alle 11:30 e quel giorno lì dunque c'era Bush, normalmente lui non doveva mangiare. Lì mi accorgo che per quel giorno lì non c'avevo lascia passare speciale che ci voleva in particolare quel giorno. Insomma, mi telefonano dall'ufficio del primo ministro e dico Maria non ti preoccupare, vieni a prendere il lascia passare e poi passerai. Ok, parcheggio la macchina, vado a prendere sto foglio. Devo dire che a piedi sono 200 metri da una cosa all'altra. Ci ho messo 3 quarti d'ora perché i controlli erano una cosa incredibile. E quindi il primo controllo della polizia belga è andato bene, anche perché mi conoscevano più o meno, i poliziotti sono sempre gli stessi che lavorano, e quindi niente. Arrivo al limite del controllo americano e lì, sai quelle cose che ti mettono sopra la testa per vedere? Siccome io ho una farina in testa, un tartufo, lo chiamo il tartufo, ho avuto un'operazione e quindi c'è questa cosettina in testa che lo chiamo il tartufo, però in effetti quel giorno lì, madonna che battuta. Io adesso vi sto raccontando la vera storia perché nel libro Yves l'ha un pochino cambiata per non utilizzare la cosa del terrorista, perché insomma bisogna sempre stare attenti. Ma la vera storia è questa, che questi mi fanno il controllo e vedono che c'è qualcosa che suona nella mia testa. Io come ero già stressata, innervosita, con questo pollo nella bustina di plastica che viene dal supermercato, effettivamente, con le scarpe da tennis, chi ci credeva che io ero la cuoca del primo ministro con una